Un anno fa partiva dall'allora azienda sanitaria locale 4 del Tigullio la sperimentazione accorpare il centralino del 118 su Genova, beta test per tutto il territorio ligure. L'esito sin qui ha dato riscontri positivi. I primi risultati di questa omogenizzazione li stiamo vedendo proprio in questi giorni. In questi momenti di sovraccarico per i pronto soccorsi e anche di richiesta al 118 stiamo riuscendo a rispondere in maniera precisa, puntuale e direi soprattutto in modo corretto, che è la cosa principale per il bene del cittadino. A inizio 2026, sempre in ASL 4, è stato attivato anche il NEA numero armonizzato europeo 116-117, surrogando quello che sino ad allora era il numero della Guardia Medica. Il NEA 116-117 invece serve per le chiamate non di emergenza, numero armonizzato europeo per le cure mediche non urgenti. Quindi voi pensate che i cittadini avranno due numeri a cui rivolgersi, uno per l'emergenza, 112, uno per la non emergenza che è il 116-117. Il processo di accorpamento è dettato da necessità di razionalizzazione e un processo di maggior professionalizzazione del servizio, seguendo un modello già sperimentato in Lombardia. La Lombardia aveva 12 centrali operative. Le centrali operative in Lombardia adesso sono 4, le sale operative regionali dell'emergenza urgenza si chiamano, ciascuna gestisce circa 2 milioni e mezzo di abitanti, la sala operativa di Genova, quando accorperà tutto il territorio, gestirà 1.600.000 abitanti e sarà strutturata sulla falsariga di quelle lombarde. Gli step successivi di questa unificazione, che coinvolge il Tigullio e l'Imperiese, è correlata ad alcune necessità logistiche. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere pronta la nuova sede degli Erzelli, dove sarà trasferito il numero unico europeo 112. Negli spazi che si libereranno al San Martino si potrà predisporre la nuova centrale del 118, che solo allora ingloberà anche Savona e La Spezia, il tutto senza toccare i servizi sul territorio. La risposta sul territorio, i mezzi sul territorio rimangono dove erano, anzi in alcuni casi tipo nell'Imperiese o in questa zona con la chiusura della centrale si è riusciti a dirottare il personale che prima lavorava in centrale sui mezzi.